ungheresi sono la più grande minoranza etnica in Slovacchia, una comunità visibile in politica, cultura, ma anche nel calcio. In Siberia il riscaldamento globale favorisce il ritrovamento di animali preistorici fino a poco tempo fa imprigionati nei ghiacci. Tra festival letterari, fiere editoriali e la tradizione dell'Università Jagiellonica, Cracovia in Polonia è diventata la città dei libri. Una mostra a Vienna presenta l'edilizia popolare promossa dai socialisti austriaci negli anni 20 e 30 del secolo breve. Bari, grazie a San Nicola, è uno dei luoghi di riferimento dei fedeli e della Chiesa ortodossa russa. Cori, fumogeni e giocatori in festa sotto la curva, eppure è solo la 7ª giornata della Fortuna Liga. Ma il DAC si è appena aggiudicato con un sonoro 5-2 di fronte al suo pubblico la partita che da sola vale mezzo campionato, quella contro lo Slovan Bratislava. La rivalità è più che sportiva, da un lato la blasonata squadra della capitale, dall'altro quella simbolo della minoranza. Siamo a Dunajska Streda, la seconda città della comunità ungherese in Slovacchia. Nelle strade, nei negozi, negli edifici pubblici si parla e si legge solo magiaro. Ufficialmente non c'è discriminazione, la minoranza ha scuole e diritti. Sono due i problemi principali. La regione è sottosviluppata rispetto al resto del paese, c'è molta disoccupazione e gli investimenti pubblici scarseggiano. E poi è in corso un processo di assimilazione. Sempre meno persone nei censimenti si dichiarano ungheresi. Alla caduta dell'impero austro-ungarico, infatti, nel territorio slovacco il 15% della popolazione era magiara, concentrato nel sud, vicino al confine. Alla rivoluzione di velluto era il 12%, oggi siamo a meno del 10%. Il nodo principale è quello linguistico. Nelle scuole della minoranza formalmente si segue il curriculum ministeriale. Di fatto chi esce dal liceo ha una conoscenza molto scarsa dello slovacco. Impariamo le opere dei scrittori che usano le parole più arcaiche, allora non lo possiamo usare nella vita colloquiale. E poi cosa succede? Che quando i ragazzi sulla strada devono chiedere a qualcuno aiuto, non hanno il vocabolario. Così è difficile trovare un lavoro nel resto del paese. Molti studenti frequentano l'università o trovano un posto in Ungheria e rimangono lì. Tra gli elementi di debolezza si è aggiunto recentemente quello politico. I due partiti ungheresi faticano a trovare un accordo per le elezioni del 2020, rischiando così di non superare la soglia di sbarramento del 5%, un evento che priverebbe il governo della componente più europeista e liberale. Per la prima volta in 30 anni la minoranza più grande del paese non avrebbe rappresentanza. Questo potrebbe causare un loro ulteriore allontanamento dalla Slovacchia e una radicalizzazione. L'unico legame a rinsaldarsi è così quello con oltreconfine. A Dunajska Streda, ad esempio, è attiva la Galleria d'arte contemporanea ungherese o il Museo etnografico dell'isola di Segale, il nome di questa regione storica tra il Grande e il Piccolo Danubio. Istituzioni che godono, come da accordi bilaterali, dei finanziamenti di Budapest. Fin qui nulla di strano, almeno fino all'arrivo di Viktor Orban. La propaganda del suo governo ha avuto un'influenza molto forte sulla minoranza, che segue soprattutto i media ungheresi. L'esecutivo sta finanziando numerose iniziative in Slovacchia in modo opaco e premiato solo chi è leale. Le inchieste giornalistiche hanno ricostruito quasi 20 milioni di euro di finanziamenti nel 2018, un quadro comunque parziale. C'è anche il nuovo stadio del DAC, la MOL Arena, dal nome dello sponsor, società petrolifera di proprietà del governo ungherese. E mentre le frontiere sono chiuse per migranti e richiedenti asilo, gli ungheresi che vivono in altri paesi finiscono sempre più per trasferirsi in terra magiara. Orban rafforza così il suo governo ultranazionalista, al prezzo però dell'indebolimento delle stesse minoranze ungheresi.
Svolta storica in Austria, il paese alpino avrà per la prima volta nella storia un governo formato dai popolari e dai verdi. A siglare l'intesa a Capodanno sono stati il premier uscente Kurz e il leader dei verdi Kogler. Fino allo scorso maggio Kurz aveva governato il paese insieme all'estrema destra di Strache. Ai verdi saranno affidati 4 ministeri, tra cui un super ministero dell'ambiente che includerà anche trasporti, energia e tecnologia. È una conseguenza del riscaldamento globale. In Siberia il progressivo scioglimento di quelli che fino a pochi anni fa venivano definiti ghiacci eterni, il permagelo, sta portando alla luce molti esemplari di animali preistorici, esemplari perfettamente conservati. Come questo cucciolo ritrovato nella regione siberiana della Yakuzia. L'esemplare, non è ancora chiaro se si tratta di una specie preistorica, di un cane o di un lupo, è ora conservato nel Museo del Nord del Mondo di Yakutsk. Questo cucciolo ha tutti gli arti, il pelo, persino i baffi, anche il naso è visibile, ci sono i denti. Grazie ad alcune caratteristiche possiamo determinare che si tratta di un maschio. A trovarlo è stato un abitante del luogo. Mentre camminava sulla sua terra, un cercatore locale ha notato qualche cosa in una piccola fossa di terra e ghiaccio. Gli era sembrata una pelliccia e ha pensato che poteva essere una cosa interessante. Gli esami per determinare l'età del reperto e la specie dell'esemplare sono stati fatti nei laboratori del Centro di Paleogenetica di Stoccolma. Il primo passo è stato inviare il campione all'esame a radiocarbonio per vedere quanti anni aveva. Abbiamo scoperto che aveva circa 18.000 anni. Il secondo obiettivo era determinare la specie e qui ci sono state sorprese. Abbiamo generato una sequenza del genoma completa, avendo a disposizione molto materiale genetico, per cui eravamo convinti di poter definire con chiarezza se si trattasse di un lupo o di un cane. Non abbiamo però ottenuto una risposta chiara e questo rende il ritrovamento ancora più interessante. L'ipotesi è che si tratti di un animale preistorico non ancora identificato, forse antenato degli odierni cani e lupi, e per definirlo sarà fatta una terza sequenza del genoma. In Siberia e nelle regioni artiche della Russia, negli ultimi anni, i ritrovamenti di animali preistorici conservati nei ghiacci e nella torba gelata sono aumentati in modo esponenziale. Questo fenomeno però purtroppo non interessa solo gli scienziati. Perché nella regione della Yakuzia nell'ultimo decennio stiamo assistendo a tutte queste scoperte? La prima ragione è il riscaldamento globale. Esiste, le persone lo percepiscono. L'inverno arriva dopo, la primavera arriva prima. La seconda ragione che spiega il moltiplicarsi delle scoperte è il prezzo altissimo dell'avorio delle zanne sul mercato cinese. In Siberia nell'ultimo decennio si è sviluppata un'economia illegale di cercatori di zanne e di mammut, il cui avorio è ricercatissimo sui mercati asiatici e mediorientali. I poliziotti e i doganieri russi hanno effettuato molti sequestri di avorio e arrestato molte persone, ma la piaga dei cercatori e contrabbandieri di zanne non è stata debellata. Un'attività illegale che non danneggia soltanto la scienza, ma anche il possibile sviluppo turistico della Siberia nord-orientale. I mammut sono un segno distintivo, un simbolo della regione e non a caso nel capoluogo Yakutsk c'è il più grande museo di mammut del mondo. Luogo d'elezione dei premi Nobel per la letteratura Czesław Miłosz, Wisława Szymborska e del notissimo Józef Konrad, la città polacca di Cracovia è nota per l'ambiente letterario d'eccellenza che la contraddistingue dalla capitale Varsavia. Una vocazione, quella per la parola scritta, testimoniata anche dall'inserimento nel 2013 tra le città creative UNESCO,
proprio per le tante realtà del posto, dai 100.000 visitatori della Fiera Internazionale del Libro alla manifestazione dedicata al fumetto, dalle passeggiate letterarie su più percorsi ai 5 premi letterari consegnati sul posto, dalle case editrici, generalisti o di nicchia che ogni anno pubblicano 3.000 titoli a fronte di 6 milioni di copie, fino ai 300 eventi l'anno di settore, senza dimenticare i 15.000 libri che ogni 12 mesi vengono scambiati in book crossing. Altro personaggio di rilievo della scena letteraria locale è Stanisław Lem, scrittore di fantascienza e, solo per citare un'unica sua opera, autore di Solaris. Comprensibile quindi lo scalpore suscitato nel 2017 dalla chiusura della più antica libreria del mondo, fondata a Cracovia nel 1610 e salotto di grandi autori internazionali, da Clive Cussler ad Amos Oz. Ciononostante, Cracovia resta rinomata anche per i tanti negozi di antiquariato librario, che sono circa una trentina. Tutti hanno commentato in modo negativo la chiusura di alcune librerie avvenuta in città. Ma qui si è reagito a un fenomeno diffuso in tutto il mondo, con una strategia che si è tradotta nell'apertura di 5 nuovi punti vendita e in nuove iniziative. Infatti la serietà con cui si è gestita la nomina UNESCO ha fatto nascere programmi rivolti alle librerie ed è intervenuta sul festival dedicato a Joseph Conrad, che è una delle maggiori manifestazioni letterarie d'Europa. Inoltre Cracovia organizza una rassegna dedicata a Miłosz, con eventi di poesia in aggiunta ad appuntamenti minori dedicati a graphic novels e a diversi generi letterari. Ma forse la componente più importante dell'ambiente letterario cittadino è quella definibile dei non-eventi, che include programmi per i più piccoli, per le biblioteche e così via. E tutto questo va considerato nella cornice imprenditoriale che stiamo cercando di creare intorno al mondo letterario. Tra le varie iniziative c'è anche quella imperniata sulla figura di Stanisław Lem. Il cosiddetto pianeta Lem, cioè il centro che probabilmente sarà accessibile al pubblico dal 2023, è un ottimo esempio di quanto possa essere concretizzato a partire dalla letteratura. Infatti abbiamo coinvolto Jacek Dukaj, cioè lo scrittore di fantascienza che ora in Polonia è di maggiore rilievo, e con lui abbiamo riunito protagonisti delle arti visive e docenti universitari che si occupano di lingua e comunicazione, per progettare un centro letterario dedicato non tanto alla persona di Stanisław Lem, quanto piuttosto alle sue opinioni, ai suoi scritti, in un'operazione che ha coinvolto tutti gli abitanti di Cracovia. Un progetto costruito a partire da un presupposto preciso, le ricadute positive per la città. Il connubio tra Cracovia e letteratura è ottimo per il turismo. I grandi festival letterari infatti attirano consistenti flussi di visitatori sia da tutta la Polonia sia dal resto d'Europa e molti tendono a ritornare negli anni successivi, ma soprattutto dal punto di vista turistico le varie iniziative hanno dissolto quella patina di conservatorismo che rendeva la città poco attraente. È lungo oltre 1 chilometro, aveva 1382 appartamenti e ospitava circa 5.000 persone quando fu inaugurato alla fine degli anni 20. Porta un nome famoso, Karl Marx, ed è l'edificio più rappresentativo di quelli costruiti dal comune negli anni 20 del Novecento, il periodo della Vienna rossa, das Rote Wien. Siamo i costruttori del mondo a venire, siamo l'uomo che semina, siamo i semi e siamo il campo, cantavano gli operai della Vienna Rossa, rievocata in una mostra al Wien Museum. Nel 1919, alle prime elezioni del dopoguerra, i socialdemocratici conquistarono la maggioranza assoluta nella capitale. Il resto dell'Austria, prevalentemente rurale, era dominato dai neri, i cristiano-sociali. Durante gli anni '20 il contrasto tra i cristiano-sociali che si riconoscono nel sistema capitalistico e la tradizione socialdemocratica di sinistra si fa sempre più aspro. Nei 15 anni della Vienna Rossa fu realizzato un programma senza pari al mondo, oltre 60.000 alloggi costruiti dal comune ed affittati a prezzi più che ragionevoli. I soldi per realizzarli venivano dalla tassa sui beni di lusso e anche da un altro importante canale, la tassa abitativa.
La tassa abitativa introdotta nel 1923 era una tassa fortemente progressiva. Chi aveva pochi metri quadrati pagava poco, chi aveva appartamenti grandi pagava molto. Infatti la gran parte del gettito così ottenuto veniva dai proprietari di grandi appartamenti. 45 metri quadri per una famiglia tipo di 4 persone. Gli alloggi come quelli al Karl Marx Hof non erano certo di lusso. Avevano l'acqua e il gabinetto, una novità per quei tempi, ma non i bagni e le docce che erano in comune. C'erano ampi cortili, sale per incontri, asili e lavanderie ancora oggi in funzione. Nel corso degli anni gli appartamenti sono stati ristrutturati e ampliati. Ora sono di meno, chi ci vive è contento. Ich muss sagen, eigentlich gute Erfahrungen. È molto bello, adatto ai bambini, tranquillo. La Vienna Rossa non è solo quella dei grandi caseggiati lungo i viali della capitale. A Marienbad è un'elegante piscina pubblica nel quartiere popolare di Favoriten. L'amministrazione completò la rete del tram e quella elettrica, costruì ospedali e sanatori, favorì le associazioni per il tempo libero. Le persone dovevano incontrarsi, fare attività insieme, creare comunità. C'era questa parola d'ordine, costruire l'uomo nuovo, non solo a Vienna, se ne parlava anche in Germania e in Italia. L'architettura di quel periodo è appunto una risposta alla domanda: come deve vivere la persona per potersi realizzare? Nel febbraio del 1934 il Karl Marx Hof, focolaio di resistenza, venne preso a cannonate dall'esercito del dittatore Engelbert Dollfuss. Finita l'epoca della ragione, del lavoratore e della donna che si emancipano, iniziano gli anni del cosiddetto austrofascismo che si ispirava all'Italia e che finì nelle braccia della Germania. Nel dopoguerra la politica degli alloggi è proseguita. Oggi il comune ne ha 220.000 ed è tra i più grandi proprietari di case in Europa. Il 40% degli abitanti della capitale austriaca abita in un appartamento pubblico, eredità della Vienna Rossa. La mostra al Wien Museum chiude il 19 febbraio. A Bari c'è una chiesa russa, perché? Perché tutti i russi amano San Nicola. Quando sentiamo parlare di Bari, il nostro cuore batte molto forte. Pregare sulla tomba di San Nicola è il sogno che ogni russo di fede ortodossa ha sin da bambino. E la nostra ONG, la Società Imperiale Ortodossa, ha il compito di aiutare a realizzare questo sogno. Questo santo come numero uno è prima nostro Salvatore, nostro Signore, poi Madre di Dio e poi San Nicola. Pronto soccorritore, costante benefattore per le necessità materiali e la crescita spirituale. Nel percorso che porta al Natale, chiedere l'intercessione di San Nicola Taumaturgo è il desiderio più grande dei fedeli ortodossi della Russia. Nei momenti cruciali basta chiamarlo, come conferma una millenaria esperienza di fede. Lui arriva e soccorre. Nei giorni della festa del Santo ci sono 3-4 voli charter al giorno da Mosca per Bari. La ferma e non sempre facile decisione di mettere in stand-by gli impegni di ogni giorno da parte di migliaia di persone per dedicarsi alla preghiera in pellegrinaggio sui resti mortali del santo patrono. E poi la generosità di ricchi finanzieri russi a disposizione per pagare il viaggio a chi non può permetterselo. A Bari il patriarcato di Mosca è di casa e si prende cura di migliaia di fedeli che fanno tappa qui in cerca della verità sulla vita, anche quella di ogni giorno. San Nicola è un esempio di vita cristiana, è un'icola di umiltà, per questo è molto venerato e anche perché risponde subito alle preghiere. Ormai da un secolo nel cuore della città c'è una chiesa russa per accogliere i pellegrini. Prima del Santo Natale, 7 gennaio nel calendario ortodosso, Bari fa da cornice all'immagine di questa chiesa viva che si prepara alla nascita del Messia a contatto con il santo che in vita ne imitò l'esempio. I suoi miracoli sono gesti di generosità e pronta disponibilità verso il prossimo. A Bari, attraverso il dialogo e la preghiera, si lavora per realizzare il sogno dell'unità tra cristiani. L'augurio è che i rapporti tra le nostre chiese siano sempre più forti grazie alle preghiere di San Nicola Taumaturgo.
metropolita, presidente del Dipartimento per le relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, Sua Eminenza Ilarion Alfeev è teologo e compositore musicale. Dopo la partenza dei fedeli ha regalato alla città un concerto, dirigendo l'orchestra sinfonica della città metropolitana su brani di Schubert, poi l'esecuzione dei suoi spartiti dedicati al Natale e alla Passione. Dopo lo storico incontro con il patriarca Kirill a Cuba nel 2016, Papa Francesco chiese all'arcidiocesi di Bari di portare una reliquia delle ossa del santo a Mosca. Arrivarono milioni di fedeli, un gesto in linea con la vocazione ecumenica della città pugliese, dove nel 2018 si è svolto lo storico incontro del Papa con i patriarchi del Medio Oriente. Ci prepariamo fin d'ora a vivere a Bari questo incontro dei vescovi cattolici del Mediterraneo nel mese di febbraio. L'ultimo giorno sarà con noi Papa Francesco